Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su Pro Cycling Manager 2013, ragazzi, seconda tappa del Tour de France. Allora, classifica provvisoria, in testa c'è Matthew Goss, tutti gli altri a zero. E qualcuno mi ha scritto che Nibali ha perso secondi, ma in realtà ragazzi Nibali non ha perso proprio niente. Eccolo qua, Nibalone, 0 secondi, boh, perfetto. Quindi questa è una tappa di collina con una bella discesa, vediamo, però non voglio stancare troppo il buon Vincenzone perché si deve tenere per le tappe quelle cattive. Allora cambiamo un attimo l'attrezzatura. No, mettiamo un buon compromesso però. Vediamo un attimo se troviamo. Vediamo un attimo. Niente da fare. Allora stiamo su questo. Dopo qua mettiamo. Perfetto. Perfetto. C'è una via di mezzo, non c'è. Teniamo. Niente, non c'è una configurazione. Teniamo questa, dai. Buono. Ok, freschezza ottima, tutti a posto per il momento, perfetto. Vediamo i favoriti del giorno. Allora, Rodriguez, Valverde dei nostri, c'è Nibali, Iglinski. Dai, muoviti, ora fammi vedere. E basta, bene, Nibali lo teniamo a riposo però. Possiamo provare con i Iglinski. Ci siamo. Tantissimo vento anche oggi. Portiamo il gruppo in testa. Stiamo attenti ragazzi con questo vento, tappa pericolosa. Siamo un po' veloci ragazzi, queste sono le prime fasi. Ok. Dai ragazzi, su, buono, che arrivano anche loro. Ok. Perfetto. Ok. Manca solo Brakovic. Allora intanto mettiamo lui, protezione di Nibali, perfetto. E poi il buon, sì, però lui cosa, 78 in collina, no, buono. La mettiamo Brakovic. Sì, si dà una refata. Ok. Allora Brakovic, eccolo qua, il buon Braco, lo mettiamo a protezione di Iglinski. Ok, perfetto. Buono per il traguardo di montagna sinceramente, ma io non preferisco tenere tutti quanti a supporto di Vincenzone Nibali, sinceramente non mi interessa molto della maglia Pua. Ok, andiamo un po' avanti, stiamo attenti. Ecco la maglia gialla ragazzi, Matthew Goss, australiano. Ragazzi, salita importante, eccola qua. E dopo discesona, vai ragazzi, adesso dobbiamo stare molto attenti, la vediamo. Abbiamo un distacco di 2 minuti e 30 dal gruppo che è solo un ciclista, vediamo chi. Ah, marcato, il buon marcato, ok. Va bene, noi stiamo tranquilli per il momento. Puslan meno 2 Nibali, meno 3. Solo Iglinski a 0. Possiamo tentare con Iglinski.
Però di certo non ho voglia di tirare troppo con Nibali che ha -2. Qua ho portato Murajev per le borracce, ma dorme, poveretto. Scatto di... c'è anche Schleck a Frank, però anche Gilbert. Attenzione, attenzione. Dove cavolo è? Ciao. Molto, sì che in discesa, ma purtroppo ci ha messo troppo tempo, molto male. Portiamo avanti Fuslang, che non voglio perdere troppo terreno da Schleck e Gilbert. Dai ragazzi. Stiamo attenti. Ho bisogno delle borracce. Ho bisogno delle borracce. Allora prendiamo un altro perché... porca miseria. Gasparotto, vai Gaspa, te prego. Porta ste borracce perché sennò sono nella cacca. Ora vediamo, Vincenzone, ok. Siamo tutti qua, dai. Voglio recuperare terreno. Attenzione, no, attenzione, no, fermati. Non è il caso. Allora, ste borracce, ho bisogno delle borracce. Iglinski è un po' indietro, niente da fare, non sono in forma i ragazzi qua. Poi il Comendone, che non è proprio un professionista, metti le due cose insieme. Nibali non ha ancora le borracce, porca miseria. Dai Gasparotto, dai vecchio mio. Boh, perfetto. Questo problema delle borracce è incredibile, una sfiga clamorosa. Allora qua abbiamo 2 minuti e 48 dal gruppo in fuga. Schleck è marcato. Schleck mi preoccupa un po', Ok, dobbiamo un attimo svegliare ragazzi, altrimenti so cazzi. Allora, Brakovic difende Iglinski. Portiamola avanti. Anche Fuslang forse è messo anche meglio, però devo portare avanti Iglinski. Dai vecchio, su. Tanto voglio Brakovic davanti. Ok. Vai Braco. Tirami un po' adesso. Che devo recuperare minuti. Vai Iglinski, muovite. Bravo. Buono. Devo stare molto attento. Occhi aperti ragazzi. Bozic in difficoltà, vabbè, pazienza. Non è un problema incredibile. Dai Fusland, tira bene che devo recuperare, Stiamo attenti adesso. Ok, 2 minuti 18, 2 minuti 19, dai, vecchio mio, dai. Vai che stiamo recuperando. Alla fine siamo tutti uniti praticamente, a parte Schleck è marcato, ma insomma se stiamo recuperando. Vai Fusland, tira vecchio mio. Oh, qua è partito Gadret e Mollema, se non mi ricordo la pronuncia ragazzi, scusate. Oh madonna quanto vento ragazzi, troppo vento. Adesso vai Gasparotto. Vai Gaspa. Come Gasparotto 78 in collina, Ok, un minuto di vantaggio adesso solo per il gruppo di testa, benissimo, 50 secondi, vai che ci siamo. Attenzione però, stiamo attenti che qua basta un attimo per perdere terreno con sto vento maledetto. Ok,
Ok, andiamo calmi. Diamo la possibilità di recuperare a Nibali. Boh. Mamma mia, sto vento rompe i maroni, però è ufficiale, eh. Vai. Buono il nostro Aru è in difesa di Nibali, molto bene. Ok, 32 secondi di vantaggio per Schleck e marcato. Buono, abbiamo recuperato, dai. Ragazzi, guardavo questo gioco, devo stare sempre attento, non è facile commentare, ragazzi. Poi sono un po' un abbetto, quindi con questo livello di difficoltà è ancora più difficile. Io ci provo, ragazzi. Saluto anche i ragazzi del forum Cycling Manager Italia, che è un forum bellissimo dove trovare i pack per Pro Cycling, è veramente un forum strepitoso. Buono, dai che ci siamo, perfetto. Allora adesso io posso tentare il miracolo, allora. Boh. Allora, boh. 5 km. Proviamo adesso. Proviamo adesso, ragazzi, vai. Vai, Glinsky. Proviamo la fuga. E speriamo bene. Anche Martin, parte anche Martin, ragazzi, anche Martin. Vediamo Glinsky. Bravo. Buono. Ma ci sono gli altri. Vincenzone sempre là tranquillo. Vai, proviamo un altro scattino. Vai di scattino, vai di scattino, vai di scattino. Prova a tirare, vediamo se ne ha. Attenzione che Nibali ha perso qualcosa. Dai, vediamo come sta Nibali. Piccolo scattino per Vincenzone. Eh sì, meglio così, ragazzi, che non si sa mai. Che Nibali è anche forte in discesa, ragazzi. Possiamo tentare forse il miracolo con Vincenzone. Intanto teniamo. Boh, vediamo di guadagnare qualcosa. Vai Vincenzone. Proviamo in discesa, che Nibali in discesa è un fenomeno. 82 in discesa per Nibali. Vai scattino di Vincenzo, vai scattino di Vincenzo. Sarebbe bello già vincere una tappa. Dai, 3 secondi, abbiamo un vantaggio di niente praticamente. Rodriguez c'è. Però dai, non siamo messi male in realtà. Non siamo messi male. Vai Vincenzone. Però c'è Sanchez primo. Non lo prendiamo Sanchez. Però un buon secondo posto. Vediamo se siamo a guardare qualcosa da Contador, che è un po' indietro. Albertino è un po' indietro, anche From. Attenzione. Dai che forse prendiamo qualcosa. Attenzione Rodriguez. Rodriguez, ciao. Tanto va a vincere Sanchez, che non mi sono accorto di Sanchez. Mi sembrava più vicino, invece beffati da Sanchez. Porca miseria. Sanchez va a vincere la tappa. Per Vincenzone Nibali un buon terzo posto però. E prendiamo qualcosa forse l'Albertino Contador. Non male, dai. Non male, anche Glinsky bene, settimo, dai, terzi e settimi, non male. Buono. Devo ancora migliorare tanto, ragazzi, questo livello di difficoltà. Non mi sono proprio accorto di Sanchez, insomma non me ne sono accorto, mi ho detto cavolo, è là vicino, invece ci ha beffato. Maledetto Sanchez. Allora, pagina di risultati. Adesso è importante capire quanto abbiamo perso, se abbiamo guadagnato qualcosa su Albertino. Allora, Vincenzone, Nibali 20 secondi. No, niente da fare. Siamo tutti a 20 secondi. Niente, peccato. Però abbiamo perso 20 secondi da Samuel Sanchez. Vabbè, insomma, teoricamente non è un problema. 20 secondi sono recuperabili in 19 tappe. Buono, raga, la seconda tappa è andata. Tappa positiva, sono contento sinceramente, perché non mi aspettavo un terzo posto così alla prima tappa, diciamo, un po' più impegnativa, con un livello difficile. Un terzo e un settimo posto, poi il miglior piazzamento, eccolo qua,
Gasparotto 26esimo. Bene raga, sono molto soddisfatto. Vediamo Montagna primo è marcato, molto bene. Poi c'è Iglinski terzo, punti Vincenzone Nibali terzo, bene. Giovani Pino primo, squadre siamo secondi, perfetto ragazzi. Raga, un saluto dal commendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.